Avevamo vinto le politiche. Avevamo vinto se non avevamo un Presidente della Repubblica che adesso hanno impedito a Totorina e a Bagarella di andarci vicino, ma per proteggere Totorina e Bagarella, perché dopo il 41 bis trovarsi un Napolitano bis. Allora, il concetto di mafia è cambiato molto, il concetto di mafia è immigrato, la più grande regione di immigrazione è la Sicilia, ma anche di mafia è immigrata. Se n'è andata anche di qua, c'è rimasto poco, c'è rimasto qualche pizzo, qualche sparatoria così, da picciotti, come si dicono alla strada, ma oggi la grande mafia è a fare i grandi lavori. Grandi lavori sono 29 progetti di grandi lavori con i soldi dati dall'Unione Europea al governo italiano e sono soldi destinati al mezzogiorno, invece vengono fatti da imprese e da lavori solo nel settentrione e nel centro Italia. È pazzesco, cosa vogliono dire? Ma non sono neanche questione di soldi. Non è neanche... La mafia bisognerebbe quotarla in borsa, come hanno fatto con la Yakuza giapponese. Visto che loro nel PIL ci mettono prostituzione e droga, io voglio che la mafia si quoti in borsa. Cazzo, e vuoi vedere che se investi guadagni anche. Allora, vedrai i titoli di domani. Grillo, a favore della mafia, bisogna investire sulla mafia.